organizzata la costruzione di una pianola come questa. Allora, veramente prima di parlare della pianola vorrei dire un'altra cosa. Terza attitudine, allora, prima attitudine musicale, identificare due suoni, anche se vengono da fonti che sono un po' diverse, che hanno un segnale un po' sporco, ma capire che sostanzialmente si tratta di oscillazioni che hanno lo stesso numero. Poi identificare le ottave. Guardate che questa è una cosa che fate sempre quando uno va in chiesa o anche in autobus, canta Valsugana. Ci sono le ragazze e gli uomini che non possono cantare la stessa cosa perché hanno una voce diversa. E cosa fanno? Uno fa certe frequenze, supponiamo siano 100, 150, 180, e in corrispondenza la signora o la ragazzina o il bambino che non ha la possibilità di fare le voci di microfono, cosa fa? Al posto del 100 fa 200, al posto del 150 fa 300, al posto del 180 fa 360 e lo fa con una tale precisione che tutti hanno la sensazione di suonare gli stessi suoni, ma non è vero, non stanno suonando gli stessi suoni, sono a differenza di un'ottava. Va bene? Allora questa è la seconda attitudine. Terza attitudine musicale è quella di riconoscere che una melodia, diciamo, che cos'è una melodia? La melodia è una successione di suoni, che avrà una frequenza, rimane sostanzialmente la stessa se tutte queste frequenze, perché adesso ormai la melodia è una successione di numeri, avete capito, sono 120, 180, 240, 150, rimane sostanzialmente la stessa se al posto di questa successione si prende una successione che i matematici chiamano proporzionale, cioè se tutti moltiplicano dello stesso numero. Notate che fino adesso abbiamo preso questo fattore di proporzionalità 2, 2 oppure un mezzo, oppure 4, oppure un ottavo, eccetera. E allora abbiamo detto che sono addirittura quasi identiche. Quando però invece di questo numero 2 o un mezzo che è totalmente privilegiato si prende un numero diverso, un numero qualunque, 1,73 oppure 0,94, ecco, i suoni cambiano tutti, ma se i rapporti sono rimasti gli stessi, l'effetto melodico è lo stesso. Adesso lo faccio spiegare subito, ma capite perfettamente che è una cosa che non è misteriosa, cioè è un'esperienza di tutti i giorni. Se io faccio va bene? Adesso invece io faccio io ho cambiato tutte, non c'è nessuna frequenza che sia stata usata in precedenza. Mi sono messo in una posizione in cui sono tutte diverse, tuttavia il significato della frase è rimasto lo stesso. Allora questo vuol dire che dentro il nostro cervello, perché non è l'orecchio, questo è il cervello, avviene una, i matematici dicono una similitudine. È un po' come se voi vedete il ritratto, supponiamo c'è un bambino appena nato, incomincia a riconoscere, per esempio, appena nato, diciamo, qualche anno, comincia a riconoscere la fotografia, per esempio la fotografia del nonno, della mamma. Beh, se osservate, se il bambino riconosce la fotografia quando è in formato tessera, o la riconosce in formato cartolina, in formato quaderno, o la riconosce o non la riconosce, eppure le misure sono tutte diverse. Allora cosa avviene nel cervello del bambino? Avviene questa sostanzialmente identificazione di questo ingrandimento perché questo ingrandimento ha rispettato le distanze. Mi spiego? Quando io scrivo 4, che io lo scrivo a piccolo, lo scrivo a grande, voi leggete 4 perché quello grande è ottenuto con uno zoom che è fedele. Se non è fedele cominciamo ad avere difficoltà a riconoscere una persona. Ecco, allora nel nostro cervello molto rapidamente, cioè prima dei 3 anni, si sviluppa questa capacità di riconoscere le melodie. Cioè non assolutamente di riconoscere, per carità, le altezze dei suoni in quanto tali. Sarebbe come se io guardando in faccia dica la distanza fra la fronte e il naso è 12,26 centimetri. Nessuno è capace di fare questo, neanche il più abile falegname. Però appena io vedo una fotografia in cui la distanza della punta del naso dalla bocca è diversa nel rapporto della distanza del naso dalla fronte, dico questa non è più la mia mamma.
Non so se mi sono spiegato. I rapporti vengono percepiti con una precisione immensa. Immensa vuol dire appunto di qualche per 1000, analogo di quello con cui abbiamo osservato la stonatura con i suoni. Ora, cosa succede? Se io devo costruire uno strumento musicale che deve poter accompagnare il canto, per esempio, di una persona che vuole cantare con me fra mattino campanale, io devo essere nella situazione di poter adattare il mio strumento, anche se la voce del cantante di oggi è un po' più alta o più bassa della voce del cantante di ieri. Cioè io comincio a dire, non so, no, troppo basso, vedi, vai un po' più su, allora, no, vai più su, cioè io devo potermi adattare. Allora, cosa vuol dire che mi devo poter adattare? Vuol dire che tutte queste melodie che sono venute fuori devono essere equivalenti, quindi che i rapporti devono essere sempre stessi, anche se io li sposto sulla tastiera. Spiego? D'altra parte, un'altra esigenza per via del ruolo fondamentale delle ottave è che ci devono essere sulla tastiera le possibilità di fare le ottave di tutte le note, cioè se c'è questa nota ci deve essere anche questa, e ci deve essere anche questa, ci deve essere anche questa. Allora, questo è il rapporto 1 a 2, abbiamo detto. Io lo devo dividere se voglio fare una melodia non banale, perché se io ho solo queste due non è tanto interessante. È meglio che ci metta dentro qualche cos'altro. Ma se ci metto dentro qualche cos'altro, qualunque cosa ci metta, poi deve essere riconoscibile anche se mi sposto. Qual è l'unica possibilità di fare una scala, e qui veniamo all'argomento di questa sera, in modo che io praticamente che mi metta a giocare il mio saltello, diciamo, in una posizione della scala oppure l'altra, non me ne accorgo. L'unica possibilità è di fare tutti i gradini uguali, perché se c'è qualche gradino più alto di quell'altro, allora io mi accorgo che mi sono spostato. Quindi in sostanza io devo dividere l'ottava in parti uguali. Allora dividere l'ottava in parti uguali per poter fare i trasporti vuol dire sostanzialmente introdurre delle frequenze che si ottengono una dall'altra sempre con lo stesso coefficiente. Adesso vi ricordate che cosa dicevamo un quarto d'ora fa sulla radice dodicesima di 2? Che cosa realizza questa tastiera? Realizza esattamente la suddivisione dell'ottava in 12 frequenze che sono dal punto di vista della moltiplicazione equidistanti. Se questa è 1, questa è la radice dodicesima di 2, questo è il suo quadrato, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dopo 12 passi io ho ottenuto quella che abbiamo chiamato l'ottava. Va bene? Perché la devi dividere? La devo dividere perché sennò è banale, ho solo le ottave, e la devo dividere in parti uguali perché sennò non mi posso allegramente trasportare senza che ci se ne veda. Spiego. Sarebbe come avere un metro in cui il primo centimetro è largo, il secondo centimetro un po' più stretto, il terzo è largo, poi uno largo, poi uno più stretto. Non posso misurare, perché se mi metto in posto, se io sono sarto che misuro piglia al metro così, una volta gli viene fuori 65, l'altra volta gli viene fuori 73, perché se gli scalini non sono tutti uguali, non è uguale mettersi in posto. Naturalmente rimane una grande curiosità, che è l'ultima che dobbiamo, sono prossimo alla fine, ma è l'ultima concettualmente, e cioè perché 12? Perché proprio un metro, lo siamo circa qui, ecco qua. Questa è l'ottava, va bene? Questo, vedete che ci sono queste sbarrette della chitarra. Perché ci sono queste sbarrette? Perché le sbarrette sono state messe in modo che fra quella di partenza e l'ottava ci siano esattamente quelle 12 posizioni che sono quelle stesse che erano là.
sono le 12 note intermedie. Lo stesso succede naturalmente con un'altra corda, qualunque. Ho notato che queste sono delle ottave. Vedete delle ottave? Quante sono? 2. Cioè ci manca quella di mezzo che si trova in qualche posto qua. Questa è la stessa. Eccola qua quella di mezzo. Vabbè. Ho finito qua di allora, una corda che sa produrre un suono, sa produrre anche, sa produrre anche la sua ottava. Basta sostituirla con una corda lunga alla metà, per esempio. Va bene? Analogamente, non occorre neanche sostituirla veramente. Basta, se questo fosse un violino, per esempio, basta tirare l'archetto nello stesso modo e appoggiarsi. Nessuno suona il violino. Nessuno? Strano. Qualche d'uno che si vergogna di alzare la mano. Il flautato del violino si ottiene appoggiando il dito nella posizione in modo da lasciare che la corda vibri, ma non vibri liberamente, scelga di vibrare in questo modo invece che in questo. Il risultato è che la nota salta su di un'ottava. Ma vedete, quello che abbiamo fatto per 2 si può fare anche per 3. Cioè, se io invece di mettere il dito nel centro, cioè alla metà della corda, non metto un terzo, questa si mette a vibrare con una frequenza tripla. Analogamente, adesso passiamo al flauto, cioè al tubo. Se c'è la possibilità che si formi un ventre, questo sì è mio, non lo scrivo. Anche se è mia figlia, mi dispiace un po'. Scusatemi. Allora, il tubo invece di avere, diciamo, un solo ventre nel centro, aggiungo la sesta, per il momento salto la quinta. Ecco, l'orecchio musicale un poco raffinato riconosce che questo è un buon accordo. Allora, mi sta dicendo la verità o no? Allora, sì e no. Abbiamo detto che questi passi sono ottenuti con rapporti irrazionali. Invece il 3 è un numero intero, anche il 3 mezzi, che sarebbe l'ottava prima, è un numero intero. Dunque, mi sta invogliando. Però se vi ricordate, quel 3 mezzi era vicinissimo. Gli abbiamo dato la pagella della migliore approssimazione. Allora questo è un intervallo, un buon orecchio lo riconosce con grande facilità, è quello che in musica si chiama la quinta. Bene, parto da qua. Chi è che mi sa cantare la quinta? Basta far su quei monti. Ecco. Allora, se questo ha una certa frequenza, questa frequenza 3,5 volte. Vedete che non avete difficoltà. Parto da un altro ancora. Ecco. Questo è 3,5. Naturalmente non è proprio 3,5, perché vi ho spiegato che non è possibile, perché quella è stata fatta in modo che siano tutti uguali. Però si avvicina moltissimo a 3,5.